ultimi anni si parla tanto di immersioni in foresta e terapie forestali, sono però due cose ben distinte. Quello di cui noi ci occupiamo come guide sono le immersioni in foresta, ovvero il restare, il permanere all'interno di boschi valutati scientificamente a priori per trarne beneficio sia a livello psicologico che a livello fisico. Il termine immersione in foresta è la traduzione di Shirin-yoku, un termine giapponese che sta a indicare questo tipo di attività, che sono nate ormai da 40 anni in Giappone e addirittura vengono prescritte dai medici di base ai loro pazienti quando se ne rileva la necessità. Le immersioni in foresta danno tutta una serie di effetti positivi sul nostro organismo, sia a livello psicologico che a livello fisico. Alcuni parametri si possono misurare e si è visto ad esempio che nel sangue scende la concentrazione di cortisolo, che è l'ormone dello stress, scende la percentuale di zuccheri, la pressione arteriosa diminuisce anche la frequenza del battito cardiaco. Oltre a ciò si è visto che c'è un miglioramento nell'attenzione, un miglioramento anche nella creatività e quindi una sensazione di benessere diffusa. Tutti questi effetti, che potremmo chiamare come effetto foresta, dipendono probabilmente dal fatto che l'uomo si è evoluto in natura in migliaia e migliaia d'anni e quindi tornare in natura è come un po' tornare a casa. In questi ultimi anni invece molte persone hanno uno stile di vita slegato dal contesto naturale, ritmi di lavoro frenetici, e quindi ci interessava approfondire degli argomenti, delle tecniche per ritrovare un benessere, un equilibrio a contatto con la natura. Per questo abbiamo deciso di fare un corso promosso dalla rete TEFFIT, che è una rete di professionisti sia medici che psicologi che in ambito forestale che approfondiscono queste tematiche, e siamo anche diventati appunto conduttori di immersioni in foresta. È importante sottolineare che le immersioni in foresta non sono una moda del momento, ma sono delle attività che da decenni vengono svolte non solo in Giappone, ma anche in Nord Europa, negli Stati Uniti, perché dei trial medici e delle valutazioni scientifiche hanno dato conferma della capacità di queste attività di dare benessere alle persone a livello psichico e fisico. Il giorno 7 aprile è la giornata mondiale della salute e in questa occasione la rete TEFFIT ha deciso di organizzare un convegno nazionale con degli esperti che parlano del benessere legato alle foreste. È la giornata nazionale delle immersioni in foresta. Noi aderiremo a questa iniziativa, potrete seguire il convegno, trovate il link sul nostro sito, e faremo anche un'immersione in foresta il 9 aprile per chi vuole venire a provare i benefici di questa attività.